Sulla situazione attuale del presidio ospedaliero San Francesco di Nuoro abbiamo intervistato Pierluigi Saiu, presidente della Commissione regionale Autonomie e Riforme. Sì, stiamo andando avanti, ripeto, all'interno di quel piano strategico che prevede 4 scenari di rischio diversi in base alla diffusione del contagio e diciamo una evoluzione progressiva anche del sistema sanitario rispetto alle esigenze di assistenza ai malati. Il San Francesco da questo punto di vista è operativo con il reparto Covid, ripeto, il reparto l'area sospetti e la terapia intensiva per fornire assistenza e per dare il proprio contributo all'interno del sistema regione all'emergenza coronavirus. Sul tema dei dispositivi di protezione individuale c'è una buona notizia, nel senso che verso il San Francesco di Nuoro sono state attivate molte donazioni e questo è un aspetto certamente positivo. In generale però il problema dei dispositivi di protezione individuale è soprattutto connesso alla mancanza di risposta da parte della Protezione Civile Nazionale. Ecco, questo è un problema, però diciamo che in questo momento con una attenta azione di razionalizzazione dei dispositivi presenti e delle attività svolte che vengono praticate all'interno del presidio è possibile ritenere che tenendo alta la guardia però non ci sia una situazione di emergenza. Ovviamente anche sulla base dei dati resi noti ieri, e cioè dell'approvvigionamento di circa 2 milioni di dispositivi di protezione individuale entro la prossima settimana, in generale la situazione in Sardegna non potrà che migliorare.